benvenuti in questo spazio che purtroppo è ancora solo virtuale, che abbiamo voluto fortemente come forum permanente del terzo settore del Veneto all'indomani della sentenza 131 del 2020 della Corte Costituzionale. L'intendimento che abbiamo condiviso subito con ANCI è stato quello proprio di mettere a disposizione degli operatori un luogo di confronto permanente su queste importantissime e innovative implicazioni della sentenza della consulta. Vi chiedo solo una concessione alla mia deformazione professionale di avvocato per poter fare solo un riferimento a quello che mi pare il nocciolo della portata innovativa della nuova giurisprudenza della Corte. Lo dico tra l'altro prendendo a prestito le parole del professor Antonini, professore del nostro Ateneo Patavino e giudice costituzionale, che è stato il materiale estensore della pronuncia. Il codice del terzo settore impone un cambio di paradigma che consente finalmente la piena attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale e che consegna al privato sociale la responsabilità di concorrere a pieno titolo al perseguimento dell'interesse pubblico. Ecco, sono parole molto belle e sfidanti, oltre che pregne di contenuto giuridico e istituzionale, che Antonini ha usato in occasione di un seminario di approfondimento al quale lo abbiamo invitato nel quadro dei venerdì del terzo settore, organizzati in collaborazione con la locale fondazione di origine bancaria, che potete trovare sul sito e sul canale YouTube della Fondazione Cariparo e che chiedo allo staff di Indip di trasmettervi insieme ai materiali di questo incontro.